Entro prima in consigliatura speriamo di iniziare anche questo progetto già da tempo annunciato. Però vedete, la burocrazia è una delle cose di cui devo parlare con la Regione. Se non si dà un passo in avanti molto forte alla celerità nelle risposte, anche la stessa amministrazione, che uno dice l'ente pubblico non gente della burocrazia, è una falsità. L'ente pubblico nel suo relazionarsi con gli altri enti e con le altre istituzioni spesso è come se fosse un cittadino normale e sconta tutti i tempi, tutte le lentezze della burocrazia. Per cui sono certo che quando alcune istituzioni identificano nella burocrazia una delle cose che non favoriscono lo sviluppo, il cittadino abbia ragione. Noi stessi paghiamo come amministrazione alcune lentezze che probabilmente dovrebbero essere eliminate. Questo è per parlare di una città o di una regione che vuole guardare ad un futuro con modernità. I tempi moderni sono quelli per cui quando uno decide un'opera, se la può realizzare, la deve poter realizzare in tempi brevi. Se questo non avviene, gli investitori, che sono per lo più investitori di carattere internazionale, si rivolgono ad altre regioni o ad altre nazioni. Per cui il dettato del dopo-crisi deve essere grande celerità tra l'idea, tra il progetto e la sua esecuzione, altrimenti veramente ritengo che, e questo è frutto anche dell'esperienza di questi anni, molti investitori possono portare i loro investimenti, le loro risorse ad utilizzare territori diversi rispetto a quello italiano. Io penso che l'imprenditore nella sua scelta, soprattutto al mondo del calcio, debba essere lasciato libero di investire le proprie risorse. Non c'è dubbio che sulla scelta di Cagliari le difficoltà sono nate dal fatto che, essendoci presente uno stadio che ha un certo valore, viene difficile mettere come scelta 5 milioni, mi pare che abbia pagato il terreno all'Elmas contro il minimo 30-40 milioni di euro che valeva il terreno su Cagliari, per cui la scelta dal punto di vista dell'investitore è maggiormente orientata verso quella di Elmas. Ancora però non è detta l'ultima parola, perché aspettiamo gli eventi. In ogni caso, se è vero quello che è la decisione dell'investitore privato, è ugualmente certo che quella di Sant'Elia è un'area pregiata, è un'area che sicuramente sapremo valutare al meglio con lo stadio o senza lo stadio. E se una volta che dovesse cessare l'interesse del migliore o della più importante e qualificata squadra sportiva presente nella nostra regione, una volta che questo interesse dovesse venir meno, è chiaro che lo stadio verrà trasformato in altro, e in altro significherà anche non solo la presenza di investitori pubblici ma anche di investitori privati, con un bando di gara che potrà vedere partecipazioni soggetti diversi nell'utilizzare in maniera nuova e differente l'area di Sant'Elia. Non è una preoccupazione, cioè non è un qualche cosa che non ha valore, è una cosa di altissimo pregio su cui si possono sviluppare interessi non indifferenti. Cioè non è una grande preoccupazione, cioè non è quel bene che lì dice sono disperato, chissà se non ci va il Cagliari non la prenderà nessuno, al contrario, sono sicuramente interessi molto forti che dovrà probabilmente la nostra amministrazione uscente o l'amministrazione entrante poter valorizzare al meglio. Può essere anche un'iniziativa, quella che si svolgerà su Sant'Elia, che potrà portare anche molte risorse al comunitario e su tutta l'area.